Da oggi si possono presentare le domande per il reddito di cittadinanza. Fra dubbi, domande e speranze non ci sono state lunghe code agli sportelli di assistenza fiscale nel Tigullio. Caso Diamanti, ancora in questi giorni arrivano molteplici segnalazioni alla Diconsum. Attualmente ci sono 222 vertenze aperte per un totale di 6,7 milioni di euro di risarcimenti richiesti. Dio non è come noi, Dio ha pazienza, il suo stile è la mitezza, un passaggio della catechesi del Papa durante l'udienza generale incentrata su un passo del Padre Nostro, venga il tuo regno. Il cammino di Santiago di Compostela si rinnova ogni anno sia dal punto di vista spirituale sia sociologico, molti partono da turisti e tornano da pellegrini, a Chiavari l'incontro della Liguria. Il campionato di football americano, vittoria dei Predatori Golfo dei Tigullio sui Lancieri Novara per la squadra locale, ora 3 settimane di pausa prima della trasferta a Piacenza. Buongiorno a tutti, ben arrivati al nostro notiziario. Oggi è il mercoledì delle ceneri, inizia il percorso quaresimale che ci condurrà sino alla Pasqua, un tempo particolare di conversione, ne parleremo nel corso del nostro telegiornale. Oggi è una data anche che richiama la possibilità di presentare le domande per il cosiddetto reddito di cittadinanza, di cui tanto si è parlato anche nelle settimane scorse. Diverse le persone che nel Tigullio si sono presentate agli sportelli dell'assistenza fiscale, ma non si sono registrate lunghe code nella prima mattinata davanti appunto agli uffici. Ora le domande verranno trasmesse all'INPS. Abbiamo raccolto alcuni pareri. Funziona tutto bene? Tanta coda? No, non c'era nessuno, è tutto a posto. Quindi gli sportelli ha trovato tutte le informazioni che le servivano? Sì. Una partenza soft, insomma. Direi di sì. Ha trovato un buon servizio stamattina? C'era tanta... Sì. C'era tanta coda? Abbastanza. Come valuta questa misura? Secondo lei è una cosa efficace che è stata studiata o no? Credo che lascerà il tempo che trova. Coda tanta? Tanta coda, sì, tanta coda. Però procedure semplici. Sì, semplici. Come valuta questa misura? Secondo lei sarà una cosa efficace? Per me è una cosa efficace che funziona, che siamo tanto contenti. Quindi pensa che possa essere una cosa positiva per l'Italia? Una cosa positiva, sì. Io ho molti dubbi, però anche perché stanno chiedendo redditi di cittadinanza a persone che sono già seguite in altri modi, quindi non so quanto la duplicazione degli aiuti possa servire. Quindi bisogna vedere se la misura sarà efficace. Secondo me sì, perché ci saranno molti problemi, secondo me, da quello che si vede da chi richiede le domande. Vedremo. Hai trovato coda stamattina? Abbastanza, però no, sono stati abbastanza rapidi. Io poi non ero per reddito di cittadinanza né nulla, quindi... Secondo te è una cosa efficace? Ma secondo me sì, secondo me è giusta e appoggio quest'idea qua, secondo me è giusta, sì, la vedo una cosa utile e secondo me giusta, così sì. Secondo me ci sono delle cose da rivedere, in quanto se già una persona in difficoltà economica viene offerto comunque un impiego a 250 km di distanza sul livello nazionale, se questa persona già non ha le possibilità di trasferirsi e doversi cercare un alloggio, pagare la cauzione, c'è già qualcosa che non quadra. Mi sembra un provvedimento comunque utile questo del governo? Se lo fanno sì. C'è ancora un po' di dubbio? Io sì, personalmente sì. Siamo a reddito zero, non sappiamo come mangiare. Cioè io ho letto l'opuscolo, cioè tu devi spenderli tutti questi soldi, cioè roba da mangiare, bollette, medicinali eccetera eccetera. Però se a uno ci manca un paio di scarpe, visto che poi sarebbe tutta una cosa comandata dalla posta, no? Se ho ben capito. Diciamo che c'è ancora un po' da chiarire alcuni aspetti. C'è da chiarire ancora alcuni aspetti. Sono molteplici le segnalazioni che giungono anche in questo periodo di persone che tentano di risolvere la questione legata agli investimenti di diamanti. Agli sportelli della Diconsum solo nel mese di febbraio sono state aperte 76 vertenze. Qual è la situazione ad oggi? Abbiamo 222 pratiche già inviate alle banche con una richiesta di risarcimento di circa 6,5 milioni di euro. Cifre molto alte. Ti dirò di più, che nel mese di marzo abbiamo già prenotazioni per oltre 80 persone, per l'esattezza sono 82,
per un valore di circa 1.850.000, quindi a fine marzo la cifra di 6 milioni e mezzo dovrebbe superare gli 8 milioni. C'è una situazione di sommerso che ora sta venendo allo scoperto. Noi non sappiamo quante persone hanno investito nei diamanti, però stiamo vedendo che giornalmente abbiamo telefonate nelle varie uffici dell'associazione della CISL, sia di Recco che di Rapallo, che di Camogli, che di Sestri Levante, che chiedono appunto appuntamenti per i problemi legati ai soldi che vorrebbero fossero un po' ritornati da parte delle banche. In media una persona quanto ha perso? Noi in questo momento, valutando del 30% con l'importo, il valore che la banca o le banche danno ai nostri associati, hanno un ritorno di circa l'87-90% sulla cifra esposta, quindi perdono ancora un 10%. Voi continuerete a seguire queste pratiche anche nei prossimi mesi? Naturalmente non possiamo sapere per quanto tempo andremo avanti, sicuramente a questa domanda la risposta è continueremo finché ci saranno persone che chiederanno aiuto. Per quanto riguarda i diamanti, che cosa bisogna fare, chi li ha in possesso? Ma chi li ha in possesso se li tiene stretti, perché oggi il mercato è molto basso, c'è una grandissima offerta di diamanti e come sapete l'offerta eccede la domanda e quindi il prezzo è molto basso. Significa, come risposta da parte noi, teneteli per 1 anno, 2, 3, 4, perché col tempo il valore sicuramente crescerà. Ora parliamo di sanità, lo facciamo attraverso un'interrogazione presentata in Consiglio regionale che fa riferimento ai trasferimenti dei reparti dell'ASL 4 al centro della discussione in Consiglio regionale. A sollevare l'argomento i consiglieri Gianni Pastorino e Francesco Battistini del gruppo Rete a Sinistra e Liberamente Liguria. Preso atto che lo spostamento della chirurgia da Sestri Levante a Rapallo non è ancora stato ultimato, i consiglieri hanno rilevato l'impossibilità da parte dei pazienti a prenotare visite chirurgiche ed ecodoppler agli arti inferiori. Rassicurante la risposta dell'assessore Sonia Viale. Allo stato attuale l'offerta di prestazioni di visita chirurgica e accertamenti di diagnostica vascolare mostra una disponibilità ampia e diffusa su tutti i poli ospedalieri dell'azienda. L'amministrazione aziendale dell'ASL 4 ha per tempo provveduto a ricorrere a strutture accreditate per garantire l'esecuzione dell'ecodoppler. La pagina ecclesiale è ora con l'udienza generale tenuta questa mattina da Papa Francesco in piazza San Pietro. Il Papa ha ripreso il ciclo di catechesi sul Padre Nostro, centrando la sua meditazione sulla seconda invocazione con cui ci rivolgiamo a Dio: venga il tuo regno. Dopo aver pregato perché il suo nome sia santificato, il credente esprime il desiderio che si affretti la venuta del suo regno. Queste parole non sono certo una minaccia, quanto piuttosto un lieto annuncio, un messaggio di gioia. Gesù non fa proselitismo, non intende seminare la paura del giudizio incombente di Dio o il senso di colpa per il male commesso, ma porta la buona notizia della salvezza. Il regno di Dio è certamente una grande forza, la più grande che ci sia, ma non secondo i criteri del mondo, per questo sembra non avere mai la maggioranza assoluta. È come il lievito che si impasta nella farina, apparentemente scompare, eppure è proprio esso che fa fermentare la massa. Ascoltiamo un passaggio della catechesi del Papa. Dio ci precede sempre, Dio sorprende sempre. Grazie a Lui, dopo la notte del Venerdì Santo, c'è un'alba di resurrezione capace di illuminare di speranza il mondo intero. Venga il tuo regno. Seminiamo questa parola in mezzo ai nostri peccati e ai nostri fallimenti. Regaliamola alle persone sconfitte e piegate dalla vita, a chi ha assaporato più odio che amore, a chi ha vissuto giorni inutili senza mai capire il perché. Doniamola a coloro che hanno lottato per la giustizia, a tutti i martiri della storia, a chi ha concluso di aver combattuto per niente e che in questo mondo domina sempre il male. Sentiremo allora la preghiera del Padre nostro rispondere. Ripeterà per l'ennesima volta quelle parole di speranza, le stesse che lo Spirito ha posto a sigillo di tutte le Sacre Scritture. Sì, vengo presto. Quella è la risposta del Signore. Vengo presto. Amen. E la Chiesa del Signore risponde: vieni, Signore Gesù.
Oggi, come detto, mercoledì delle Ceneri, inizia il periodo di 40 giorni in preparazione alla Santa Pasqua. Papa Francesco salirà alla chiesa di Sant'Anselmo all'Aventino per la stazione quaresimale. Alla Stazio farà seguito la processione penitenziale verso la Basilica di Santa Sabina, guidata dal Vescovo, a cui prenderanno parte anche i cardinali, gli arcivescovi, i vescovi e i monaci benedettini di Sant'Anselmo, i padri domenicani di Santa Sabina e i fedeli. Al termine della processione il Papa presiederà la messa con il rito della benedizione e imposizione delle ceneri. Trasmetteremo la celebrazione in diretta dalle ore 16:30 su Telepace 2 al canale 85. Sul canale 15 di Telepace 1 invece trasmetteremo in diretta la celebrazione delle ore 18 nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari, presieduta dal nostro vescovo Alberto Tanasini. Si è concluso con la celebrazione dell'Eucaristia e la consegna delle credenziali ai pellegrini in partenza nella primavera 2019 il 17° incontro compostellano per la Liguria, ospitato quest'anno a Chiavari. La giornata conclusiva è stata l'occasione per approfondire le ragioni di questo pellegrinaggio che richiama annualmente centinaia di migliaia di persone. Molti che partono come turisti tornano da pellegrini. Il Cammino di Santiago di Compostela è un percorso in costante rinnovamento sia dal punto di vista spirituale sia sociologico. Coreani, australiani, americani, pellegrini di tutte le nazioni percorrono questa strada con un obiettivo comune legato alla meta. I valori essenziali di questo percorso sono stati sottolineati a Chiavari al termine di 2 giorni di incontro compostellano della Liguria, con un momento di confronto al Teatro Caritas. Un cammino di fede, un cammino con una meta, un cammino che ogni giorno è scandito da un significato, un contatto diretto con ciò che si incontra sul cammino, non solo le persone, ma si incontra se stesso, ma anche i luoghi. Nel Medioevo, nel Codice Callistino, che è il primo libro che parla del Cammino di Santiago, siamo alla metà del 200, si parla costantemente di visitandum est, di visitanda sunt, cioè bisogna visitare, bisogna vedere per esempio quella chiesa dove c'è un santo che ha una funzione esemplare. Quindi il cammino è un cammino dentro di sé ma anche fuori di sé. Collegato al cammino a piedi anche l'aspetto dell'ospitalità gestita in modo differente per pellegrini e turisti. L'ospitalità che noi facciamo come confraternite, che vogliamo che esista, è un'ospitalità gratuita, è un'ospitalità cristiana, è un'ospitalità che non si rivolge ai turisti, si rivolge ai pellegrini. Io non voglio criminalizzare il turista, anche perché molti turisti si convertono, molti turisti partono come turisti e poi arrivano come pellegrini, quindi questo contatto, questa contaminazione fra pellegrino e turista per il turista è positiva, è feconda, perché molti di loro partono in un modo e arrivano in un altro. C'è anche chi il percorso lo compie suddiviso in tappe, con l'intento non solo di raggiungere la meta, ma anche di approfondire i luoghi e le persone incontrate lungo il cammino. Per me il cammino è un modo di entrare in una relazione con te stesso, con il mondo che hai intorno, le persone che incontri per il cammino, in un modo più autentico, che è di tornare a quello che è l'essenza della vita, tornare al mondo, un modo più naturale di vivere la vita, come dire. Ora spazio ad un approfondimento di carattere internazionale. Troviamo una notizia che arriva dallo Zimbabwe, pubblicata sul sito nigrizia.it. Dalle elezioni dello scorso agosto lo Zimbabwe è scivolato in una nuova profonda crisi economica. Il governo sta tentando di adottare soluzioni per evitare il tracollo, reprimendo con violenza le proteste e i malumori dei cittadini. Lo Stato dell'Africa australe ha registrato lo scorso mese un tasso di inflazione del 42%, a gennaio addirittura 57%, contro il 4% di un anno fa. Per fronteggiare i problemi economici il governo ha optato lo scorso gennaio per un aumento del 150% del prezzo del carburante, decisione che ha portato i cittadini ad indire proteste e manifestazioni represse nel sangue dalla polizia. L'unica nota positiva arriva dalla riduzione delle sanzioni imposte dall'Unione Europea al vicepresidente e ad alcuni membri del governo. L'allentamento delle sanzioni è stato sostenuto nonostante Harare si sia resa colpevole
colpevole di uso sproporzionato di forza contro i civili. Mantengono invece il pugno di ferro gli Stati Uniti, che proprio ieri hanno rinnovato per un anno le sanzioni a 141 entità di individui del paese. Per Donald Trump le politiche del nuovo governo continuano a rappresentare un'insolita straordinaria minaccia per la politica estera degli Stati Uniti. Ora linea alla rassegna stampa curata da Marco Rebello, poi tutti gli altri aggiornamenti e lo sport. Avvenire titola corsa al reddito, da oggi si può presentare la domanda per il sussidio, rischio code al CAF e posta, scontro con le regioni sui navigator, 600.000 disoccupati senza titoli di studio. E andiamo invece alla fotonotizia, da Strasburgo, terra dei fuochi, processo all'Italia, la CEDU apre ai ricorsi dei cittadini. Sulla TAV la maggioranza decide di decidere venerdì, malumori nel Movimento 5 Stelle per il voto sulla legge sulla legittima difesa. Dal Vicariato di Roma la notizia, Don Picchi chiesta la beatificazione. E poi disforia di genere, via libera gratis al farmaco gender. Auto in Italia, FCA conferma gli investimenti. Scopriamo all'interno di Avvenire che la casalinga è un lavoro pericoloso, più di 600.000 infortuni ogni anno. L'Amnil diffonde i dati di una ricerca, le donne lavorano in casa, sono 20 miliardi di ore all'anno e avrebbero diritto ad uno stipendio netto mensile di 3.045 euro, invece in 700.000 vivono in povertà assoluta, e poi ci sono anche tanti pericoli nella casa e tanti infortuni appunto sul lavoro di casalinga. Andiamo sulla prima pagina del Secolo XIX, TAV scossa nel governo, Conte interviene e ferma le dimissioni di Toninelli, Salvini insiste, l'opera va fatta, Toti rilancia anche l'idea del referendum. L'analisi di Alberto Mingardi che dice quei 30 miliardi di buco nel DEF e lo spettro di altre tasse. Fotonotizia anche sulla prima pagina del Secolo, Ansaldo Energia, turbina da 300 milioni che va a Marghera, alla Edison di Marghera. E poi l'intervento di Carlo Petrini, il patron di Slow Food, che dice sul clima cambiamo rotta, le parole di Greta lo impongono. Greta Thunberg a 16 anni ha saputo inchiodare la politica alle sue responsabilità con poche e semplici, fortissime parole. Il 15 di marzo attesa una grande mobilitazione mondiale. Andiamo invece alle notizie del territorio, Lentella crolla a Cuneo, Nizzetto KO che può far bene. E poi a Moconesi l'operaio morì in cantiere, famiglia risarcita dopo ben 21 anni. Sul Levante smontata la pedonale, la passerella tra Santa Margherita e Portofino rimossa in un giorno, il tracciato era sulla 227 crollato per la mareggiata, l'inaugurazione della strada è stata confermata il 13 di aprile, il capocantiere Lorenzo Munarina, è stata molto utilizzata questa passerella, tanti erano dispiaciuti che venisse smontata. E sempre dal Secolo XIX l'inchiesta sul San Martino di Genova, scoperti esami intestati a morti e a dipendenti malati immaginari, medici e infermieri si erano intestate le richieste di amici, si sono giustificati dicendo di essersi sentiti male sul lavoro. Le ultime di cronaca dalla redazione, per noi oggi Maurizio Garreffa. Grazie Cristina, un saluto a tutti. La Procura di Aosta ha chiesto al GIP l'archiviazione del fascicolo aperto dopo la morte della 21enne di Chiavari nell'incendio nella notte tra il 22 e il 23 febbraio scorsi. Il PM, titolare del fascicolo, ha ricevuto la relazione dei Vigili del Fuoco e ha sentito i due ragazzi che si trovavano nella mansarda con la giovane chiavarese. Dopo la relazione dei Vigili del Fuoco, il PM ritiene che non ci siano responsabilità. Ancora un flash di cronaca. Si sono ritrovate al buio nel borgo di San Fruttuoso a Camogli due donne che hanno effettuato un'escursione lungo i sentieri sul monte di Portofino e, non riuscendo più a tornare verso Genova, hanno chiesto aiuto al numero unico per le emergenze, l'112. La richiesta di soccorso è stata raccolta dai Vigili del Fuoco che sono intervenuti sul posto con la motonave e hanno recuperato le due persone a Genova. È tutto, la linea allo studio. Grazie, ora la pagina sportiva. Oggi parliamo di football americano. Aldaneri di Caperana e i Predatori hanno battuto i Lancieri Novara nella seconda di campionato, la prima sfida casalinga. I padroni di casa si sono aggiudicati il match per 24-7 al termine di una partita intensa. Ora 3 settimane di pausa per preparare la prossima partita che vedrà i Predatori impegnati a Piacenza contro i Wolverines. Ma torniamo alle fasi conclusive della gara che ha visto vincitori i Predatori sabato scorso.
Sono i predatori del Golfo Tigullio ad avere la meglio sui Lancieri Novara al termine di una partita ad alto livello come intensità di gioco, specialmente in difesa. La seconda di campionato della terza divisione disputata sul campo Laneri di Caperana premia la maggiore esperienza dei padroni di casa di fronte ad un avversario di tutto rispetto. Abbiamo la fine di un ciclo, abbiamo tanti ragazzi nuovi, 8 debuttanti e 5 che arrivano dall'Under 16, per cui è mancata un po' di esperienza. La grinta è necessaria per affrontare una squadra come i Predatori, così compatta, così cattiva sportivamente parlando. Ce l'abbiamo avuta per 37 minuti e siamo fieri di aver giocato alla pari con la finalista dell'anno scorso per 37 minuti. I Predatori al loro esordio casalingo, dopo aver battuto i Frogs Legnano per 52-0, si sono aggiudicati il match con i Lancieri per 24-7. L'obiettivo per la squadra diretta da Roberto Larocca è quello di concludere la regular season conquistando una posizione nei playoff. Abbiamo avuto molte difficoltà nel primo tempo, poi ci siamo registrati, i ragazzi hanno tirato fuori quel più che ogni allenatore vorrebbe dai propri ragazzi per portare a casa la partita. Quali sono i vostri obiettivi del futuro? Sul breve termine andare ai playoff e giocarcela lì. Troppi anni che andiamo vicini alla finale, la manchiamo, però al momento pensiamo solo alla regular season e arrivare ai playoff. È stata una partita dura, fisica. Loro erano molto ben preparati sia atleticamente che tecnicamente, tanti giochi. Quarterback forte, veloce, è stata una bella battaglia, giocata yard per yard sulla linea di scrimmage. Poi è scattato quel qualcosa che comunque ci ha dato la motivazione, la forza, la voglia di squadra di continuare ad andare a fare poi il resto del punteggio e del risultato. E tutti, dal primo all'ultimo che erano in campo e comunque il lavoro che facciamo all'allenamento, tutto quanto, hanno portato a questo risultato. Speriamo di continuare questo risultato sia negli allenamenti al campo sia in partita nei prossimi episodi, nelle prossime partite. E con lo sport si conclude questa edizione del nostro telegiornale. L'informazione torna in diretta questa sera alle 19:15, poi alle 20:30 e alle 22:45 con Tigullio Oggi, prosegue sul canale 187. Vi ricordo alle ore 18 in diretta dalla Cattedrale di Chiavari la celebrazione eucaristica e il rito di imposizione delle ceneri presieduto dal Vescovo Alberto Tanasini, che sarà trasmesso in diretta su Telepace 1 al canale 15. Grazie a tutti dell'attenzione, buon pomeriggio.